Benvenuti in una nuova puntata di City Vision Input. City Vision è il progetto di Bloom Business as a Medium e Padova Hall che è verticale sull'ambito delle smart city. City Vision Input è un format che abbiamo inaugurato quest'anno, una mezz'oretta in pausa pranzo per dialogare con sindaci, amministratori, imprenditori, per capire cosa sta succedendo sul territorio, capire quali sono anche le pratiche, le buone pratiche già applicabili da oggi per ispirare il nostro territorio. Sappiamo di vivere tutti un momento particolarmente importante, non soltanto per il Paese, ma per l'Europa, chiamata a vari tipi di transizioni, quella sostenibile, ecologica, ma anche quella digitale. E le smart city devono portare avanti questo tipo di transizione, non dimenticandosi dei piccoli comuni, non dimenticandosi di quell'Italia diffusa, di territori, fatta di territori che non possono essere lasciati indietro. Io mi presento, appunto, sono Alessandro Di Stefano, giornalista, e noi oggi avremo due ospiti che naturalmente invito a raggiungermi. Sono Mattia Palazzi, sindaco di Mantova, benvenuto, e Cristian Fracassi, CEO di Isinnova, benvenuti. Con voi, benvenuti intanto, ecco, adesso vi vediamo tutti a pieno schermo. Partirei da lei, Sindaco Palazzi. La città, appunto, che lei amministra, Mantova, è una città importante, attiva, con tante iniziative. Avete appena concluso un festival della letteratura molto importante, quindi insomma occhi puntati anche sulla cultura, importante per il futuro delle città. Ma vorrei chiedervi quali sono, a livello anche di azioni legate al PNRR, le politiche che il vostro comune sta portando avanti, lei appunto in prima persona come sindaco. In generale lei chiede? In generale, per quanto riguarda esattamente la transizione ecologica, la transizione sostenibile. Noi ci stiamo muovendo in realtà ancora prima del PNRR. Io sono sindaco il secondo mandato, sono quasi a metà del secondo mandato. Noi abbiamo iniziato subito da metà 2015, quando sono stato eletto la prima volta, a mettere in campo una visione anche urbanistica della città diversa, collegando tre elementi per noi fondamentali. Mantova è una città con una qualità della vita ancora medio-alta, è una città che si può attraversare tranquillamente a piedi, in bicicletta, ma era una città assolutamente scollegata dal punto di vista ciclabile. In questi anni abbiamo realizzato diversi milioni di euro in nuove ciclabili, anche siamo per questo tra l'altro passati da metà classifica ai vertici della classifica nazionale di Lega Ambiente del Sole 24 Ore sulla benessere e la qualità ambientale delle città. Uno degli elementi sui quali abbiamo spinto di più è stato proprio il ciclabile. Noi abbiamo collegato ormai quasi tutti i quartieri al centro storico della città e abbiamo costruito intere chilometri e chilometri di ciclabili anche all'interno del centro della città. Ora stiamo facendo ulteriori chilometri di ampliamento, costruendo sostanzialmente una circolarità e dei raggi che dai quartieri portano all'interno del centro della città. A fianco di questo abbiamo lavorato molto sulla mobilità e sulla sosta. Abbiamo cercato il più possibile di spostare le auto dal pieno centro storico. Abbiamo anche pedonalizzato alcune aree del centro che erano prima parcheggi, di fatto anche piuttosto disordinati. Abbiamo realizzato una nuova piazza e abbiamo realizzato parcheggi scambiatori gratuiti in gran parte, con navette gratuite che dalle 7:30 di mattina alle 21:30 tutti i giorni consentono a chi viene a lavorare in città, e sono tanti perché Mantova è circondata da 5 comuni anche importanti, popolosi, e gran parte dei lavoratori di quei comuni poi lavorano nei servizi della città. Abbiamo costruito questo sistema di parcheggi gratuito con navette gratuite che ogni 20 minuti, tra i 15 e i 20 minuti, portano i lavoratori dal parcheggio al centro storico, al luogo di lavoro. E questo l'abbiamo fatto per evitare una prassi che era nota nella nostra città, ma come in molte altre città, dove sostanzialmente giravi mezz'ora per cercare un posto. È un problema, esattamente. Diciamo, a non fare bene all'umore, ma nel frattempo ovviamente inquini e gasi la gente che poi vive in quelle vie. Certo, Questo è un è stato... problema comune. Sindaco, le volevo chiedere, oltre al tema dell'intermodalità, che è sicuramente appunto molto importante, so anche che Mantova ha applicato, diciamo, un sistema tecnologico per monitorare il verde, quindi
Sì, noi abbiamo fatto questa esperienza che in realtà devo dire, ma credo, lo dico diciamo con orgoglio in realtà, perché credo che una delle cose belle nel fare il sindaco sia anche provare a guardare le città che sono più avanti e che hanno fatto cose innovative e provare anche a mutuarle, rapportandole naturalmente al contesto in cui si vive. Alcuni anni fa sono andato a New York per presentare una mostra e ho visto questa esperienza che era da poco nata a New York, dove avevano fatto un lavoro non solo di censimento e mappatura, ma di geolocalizzazione e comunicazione del patrimonio verde della città di New York. Ho provato a studiare quell'esperienza e l'abbiamo adattata, diciamo, alle nostre esigenze. Abbiamo iniziato a lavorarci, abbiamo lavorato un paio d'anni con la nostra società, la nostra municipalizzata Utility, che si occupa di vari servizi, tra cui l'igiene urbana e la gestione del verde pubblico, si chiama Mantova Ambiente, e abbiamo realizzato questo sito che oggi è attivo, diventerà un'app a breve, che si chiama mantovacittaverde.it, nel quale abbiamo non solo diciamo, censito tutti il patrimonio arboreo della nostra città, sia urbano sia diciamo, la parte di parchi e di boschi, e per ogni albero è stato inserito quale è il valore che dà in termini di assorbimento di CO2, quanta acqua trattiene, quindi anche dal punto di vista della permeabilità del suolo, l'età e la specie naturalmente di quell'albero. Li abbiamo geolocalizzati e in questo modo i cittadini tutti, ma anche i turisti, possono non solo costruirsi dei percorsi anche storici, artistici, turistici, naturalistici all'interno della città, ma possono esattamente conoscere e riconoscere il valore anche economico, il valore che dà il verde nelle città oggi, che non è solo un elemento, anzi, che non è più un elemento di arredo urbano, ma che sempre più, il tema della forestazione urbana è fondamentale, sempre più è uno degli strumenti più concreti, efficaci e veloci per contrastare il cambiamento climatico, per ridurre le isole di calore, eccetera, eccetera. Lo abbiamo fatto, questa è un'esperienza molto innovativa, adesso dobbiamo ancora implementarla bene, però è già online, la si può vedere. Immagino che poi anche dal punto di vista vostro di amministrazione uno strumento del genere possa essere utile anche per manutenere il verde, per capire quali sono gli alberi che necessitano di cure, quali sono gli alberi che devono essere tolti, quali sono le zone dove c'è necessità di ripiantumazione, quindi è naturalmente uno strumento molto importante e la tecnologia appunto è utile per capire dove dirigersi in questa transizione. Parlando proprio di tecnologia... Nel frattempo, se posso aggiungere, noi abbiamo esattamente raddoppiato il numero degli alberi nella nostra città, cioè in questi 7 anni e mezzo ho esattamente raddoppiato, noi abbiamo fatto un piano di investimenti di 1,5 milioni di euro in 3 anni, abbiamo sostituito alcuni alberi che non erano da contesto urbano e che erano a rischio anche per gli effetti, diciamo, del cambiamento climatico. Tutti sapete che ormai in pochi minuti cade una percentuale d'acqua che di solito cadeva in alcuni mesi, quindi questo provoca evidentemente un rischio in alcuni alberi che non erano da contesto urbano. Abbiamo sostituito molte alberature e abbiamo raddoppiato, realizzando anche 2 boschi, e ora stiamo realizzando un enorme parco nell'area del Tè, di Palazzo Tè, un enorme parco, un parco europeo molto molto bello, che i lavori sono proprio in corso, e quindi abbiamo anche raddoppiato il patrimonio arboreo della nostra città, perché oltre a mapparlo, censirlo e volendo rendere anche uno strumento di conoscenza e di comunicazione, il tema vero poi è molto di più. Certo, bisogna potenziarlo. Grazie Sindaco Palazzi. Adesso passerei la parola e naturalmente la invito poi a condividere e a intervenire nel caso della nostra chiacchierata, e chiedere appunto a Cristian Fracassi, CEO di Isinnova, di raccontarci intanto qualcosa su Isinnova, che comunque tanti italiani, milioni di italiani hanno imparato a conoscere nei difficili, diciamo, primi mesi della pandemia, perché comunque vi siete distinti in una maniera assolutamente lodevole dando il vostro contributo. E poi parliamo anche di cosa sta facendo Isinnova in un cantiere specifico per quanto riguarda appunto le smart city. Sì, grazie mille. Isinnova è un piccolo centro di ricerca, siamo una ventina di persone, quasi tutti ingegneri con varie specialità, siamo bresciani e fino in realtà un paio d'anni fa non ci conosceva quasi nessuno, se non limitatamente nel raggio di 20 chilometri. Durante il Covid abbiamo realizzato un progetto benefico, siamo riusciti a sviluppare in pochissimo tempo una valvola, che è questa qua che ho in mano,
In tanti si ricordano un'immagine appunto della maschera che ha aiutato un sacco di, insomma, possiamo dire che ha contribuito comunque a salvare delle vite, ad aiutare gli ospedali in situazioni di grave difficoltà. Esatto. Abbiamo creato questo progetto, una valvola agganciata alle maschere della Decathlon, l'abbiamo condiviso online e siamo riusciti ad arrivare in 72 stati nel mondo, aiutando più di 186.000 persone. Però Easynnova non fa solo maschere, anzi non le aveva mai fatte. Ci occupiamo prevalentemente di innovazione in ambito physical, quindi siamo un po' lontani da tutto ciò che è digitale, ma più legati al prodotti e oggetti tangibili. Per quanto riguarda certo, per quanto riguarda i siti, so che appunto voi come Easynnova siete impegnati a Montisola, che è appunto un piccolo comune immerso nel lago di Iseo e che diciamo ci dà l'assist per parlare anche di come noi City Vision intendiamo il dibattito sulle smart city, cioè abbiamo con noi Mantova che appunto ci sta raccontando come sta, grazie a risorse, grazie a impegno da parte della politica, investendo. E dall'altra parte abbiamo però un piccolo comune, una piccola storia, potremmo dire decentrata, un po' più isolata, che però non può essere tralasciata se vogliamo appunto parlare di una transizione equa da tutti i punti di vista. Per cui voi a Montisola che cosa state facendo? Allora, Montisola è una piccola isoletta del lago di Iseo, in realtà piccola per modo di dire perché è la più grande isola lacustre d'Europa, 1600 abitanti durante il periodo invernale, nel periodo estivo ovviamente crescono in base al numero di turisti. Siamo stati contattati dal sindaco perché aveva l'esigenza di provare a rilanciare l'isola dopo un enorme evento che aveva avuto un enorme successo legato al ponte di Cristò, il primo ponte galleggiante che collegava la terraferma lì. L'idea è stata quella di guardare che cosa succede alle città che vogliono migliorare, che vogliono innovare. E ovviamente il tema delle smart city è uno dei temi più sentiti e più diffusi, tant'è che appunto oggi ne stiamo parlando. Tuttavia, rendere una città completamente smart è un lavoro molto, molto complesso. Tanto più la città è densa, tanto più è grande e quindi abbiamo, visto che noi siamo piccoli e abbiamo poche capacità, o una potenza di fuoco, il primo pensiero è stato di individuare in Montisola, che quindi è un territorio confinato, tutto sotto controllo, perché in qualche modo ho un confine ben definito, conosco quasi il nome di tutti gli abitanti e questo ci permette di poter di poter usare, diciamo, l'isola come campione, come tester per poi progetti eventualmente più grandi. Un E abbiamo laboratorio. 5 aree di intervento. La primissima legata in realtà a tutto il mondo della medicina, o meglio della telemedicina. Grazie appunto al primo progetto della maschera siamo entrati in contatto con diversi ospedali e ci siamo accorti, parlando con il medico dell'isola, che Montisola non possiede un ospedale, quindi, e tantomeno un centro di primo soccorso, e fa riferimento a 2 ospedali che sono sulla terraferma. Quindi i pazienti o le persone che hanno bisogno si devono muovere tramite traghetto, se non sono in maniera, cioè se il problema non è troppo Troppo complicato, grave, certo. esatto, oppure tramite elicottero. Quindi, e ci siamo accorti che quasi la metà delle prestazioni mediche che loro eseguono potrebbero in realtà essere svolte da remoto. E quindi l'idea, questo è il primo dei 5 temi, quello di concentrarsi sulla telemedicina per riuscire a collegare in qualche modo in maniera digitale l'isola alle strutture ospedaliere esterne. Ovvio, se una persona si rompe una gamba non è possibile creare un gesso a distanza, quindi in alcuni casi la telemedicina non può funzionare. In altri ovviamente permetterebbe alle persone di potersi parlare o poter parlare con medici in maniera molto più agile. Esatto, questo è diciamo un intervento che sicuramente dà un'idea, no, di quanto anche azioni piccole da un certo punto di vista, ma alle quali in realtà dovremmo abituarci, visto che il digitale oramai fa parte sempre più delle nostre vite. Fragassi, ti chiedo appunto di rimanere lì perché poi torno da te sul tema appunto degli altri 4 punti. Vorrei di nuovo coinvolgere il sindaco di Mantova Palazzi rispetto al tema della PNRR, visto che appunto l'avevamo accennato all'inizio. Dal suo punto di vista, questa occasione del PNRR, quindi tante risorse, quanto viene sfruttato in
in qualche maniera è un'opportunità enorme per le città, ma quanto viene sfruttato per cambiare le città e quanto viene anche comunicato ai cittadini, quanto i cittadini si rendono conto dei tanti fondi messi a disposizione dal PNRR? È una bella domanda. Io credo che serve innanzitutto un po' di tempo ancora, perché le opere in realtà non sono quasi iniziate da nessuna parte, ma per ovvi motivi, nel senso che quasi tutti i bandi che già chiedono accelerazioni rispetto ai tempi medi della pubblica amministrazione, che sono incredibili, comunque si metteranno a terra, cioè i cantieri inizieranno dalla primavera prossima realisticamente. Quindi credo che giustamente, io poi sono una terra diciamo molto pragmatica, quando vedono le opere che partono si accorgono di cosa ha significato, di cosa significa il PNRR. Certamente è un grande strumento di crescita economica, di cambiamento delle città. Poi io credo che su alcune cose bisognerebbe riuscire ad affiancarlo però anche ad altre politiche strutturali nazionali per la pubblica amministrazione che non sono sostenute e che non possono essere sostenute dal PNRR, che hanno a che fare con la qualificazione, il rinnovamento e l'ammodernamento della pubblica amministrazione. Cioè noi siamo in una fase, secondo me, nella quale sperando che nessuno si metta in testa di cambiare il PNRR o che si metta in testa, diciamo, di avviare un braccio di ferro con la Commissione europea, perché poi rischia sennò di bloccarsi tutto, e già le assicuro che il processo è piuttosto complesso dal punto di vista da Roma ai territori, però noi abbiamo bisogno anche di ammodernare le competenze, il personale della pubblica amministrazione, le norme per l'assunzione del personale che oggi sono assolutamente farraginose, che prevedono 13 passaggi per poter procedere con delle selezioni, che prevedono tempi. Se oggi noi decidiamo di assumere un ingegnere informatico per ragionare su IT nel mio comune, se va bene entra in servizio tra un anno, se va bene 8 mesi, 10 mesi. Voi capite che sono tempi completamente scollegati dalla realtà e dai processi nei quali le pubbliche amministrazioni sono comunque dentro, anzi in molti casi li stimolano. Quindi quello che io credo e che è secondo me la vera sfida del Paese è affiancare a una mole straordinaria di investimenti che può davvero cambiare le città, che ci aiuta a diventare un paese più moderno, più sostenibile. Ma se tu non fai la stessa operazione, sia dal punto di vista legislativo o normativo, sia dal punto di vista delle competenze sul personale della pubblica amministrazione, portando dentro giovani qualificati, portando dentro competenze nuove, ragionando ad esempio su un tema che a me è molto caro, che è tutto il tema dei big data del sistema pubblico. Oggi le città per pianificare hanno bisogno di conoscere come si muovono le persone, se tu devi ragionare sui piani della mobilità e sulla sostenibilità, devi capire anche come è cambiato il modo di vivere delle persone. Quindi tutta una serie di dati che oggi il pubblico analizza spesso in maniera grezza perché non ha un sistema complesso di matching tra i dati. E tutto quello potrebbe rendere davvero moderna la pubblica amministrazione e quindi rendere anche gli investimenti spesso più mirati, in grado di incidere e di determinare dei cambi sostanziali, strutturali nella vita delle città. Allora, credo che questa sia la parte che manca. Dopo non c'è dubbio che il PNRR sia una grandissima occasione. Attenzione che in un paese iper burocratizzato come questo, con 1 miliardo di vincoli, con decine di enti che ti dicono se puoi fare una cosa e decine di enti che ti controllano dopo che hai fatto quella cosa. Ecco, attenzione, perché in un paese così, nel quale la burocrazia è secondo me davvero uno dei mali peggiori del nostro paese, si rischiano di rattrappire anche gli sforzi più importanti. Invece noi dobbiamo agganciare gli investimenti all'allenamento e all'ammodernamento della pubblica amministrazione e anche alle risorse umane. Certo, serve velocità. Intanto, Sindaco, visto che appunto ha citato il tema delle competenze, noi ne parleremo anche all'appuntamento del 25 ottobre, la seconda edizione degli Stati Generali delle Città Intelligenti a Padova. Il tema delle competenze è chiave, lo abbiamo visto anche in tante occasioni passate quest'anno, a Ivrea, a Milano, a Venezia, dove siamo stati incontrando amministratori che chiedono giustamente, bisogna puntare sulle competenze, ma se dovessi chiedere proprio in 10 secondi quali sono i lavori, le competenze o i lavoratori di cui lei ha più bisogno all'interno di un comune come quello di Mantova. Ha citato il tema degli ingegneri informatici, ma
c'è qualche altra competenza che le piacerebbe avere a bordo? Sono diverse. I comuni hanno bisogno, se noi analizziamo i vari processi delle politiche pubbliche, certamente sui temi ambientali abbiamo bisogno di figure in grado di connettere imprese e pubblico per costruire, diciamo, una unità di intenti che sia in grado di concorrere con obiettivi a quelli che sono gli obiettivi ambientali anche nelle città, e quindi c'è bisogno di competenze nuove per agganciare e per riuscire a fare questo lavoro. Abbiamo in molti casi hai bisogno anche di figure invece diverse in campo sociale, hai bisogno di ingegneri trasportisti in molti casi, ma ripeto, competenze che ci sono. Il problema è che tu non riesci a portartele dentro o lo fai in tempi che sono fuori. Poi c'è un altro tema non banale, quanto li paghi? Quanto li paghi? Ti faccio un esempio in un minuto per così ci capiamo. Con il 110 un tecnico che lavora in un comune, che lavora nel pubblico e che magari è un giovane formato che sa utilizzare anche gli strumenti digitali per la progettazione e che entra nella pubblica amministrazione con 1.300, 1.400, 1.500 euro al mese, con il 110 se andava nel privato se li faceva con 3 pratiche. Okay? Certo. Allora, sì, no, questo non è banale però, cioè non è banale, perché se la pubblica amministrazione vuole essere qualità ed eccellenza, velocità ed efficacia, e tu devi avere anche la possibilità però che la pubblica amministrazione, i percorsi siano non solo legati all'anzianità del personale, cioè faccio 20 anni e arrivo a, ma che siano legati anche a stipendi che rendano a chi ha studiato, a chi ha capacità, qualità e competenza, conveniente lavorare anche nella pubblica amministrazione, non solo nel privato. Cioè, attenzione. Certo, deve essere naturalmente competitiva per rimanere sul mercato, ma ha toccato un punto assolutamente molto concreto e anzi è molto interessante. Adesso questo vale non solo qui, vale per gli infermieri, vale per i medici, vale per il pubblico, vale per gli insegnanti nella scuola. Cioè, questo è un tema che riguarda complessivamente come lo Stato vuole essere in grado di mettere in campo le competenze migliori, perché hai delle sfide importanti. E questo è il punto sul quale noi però ci giochiamo i prossimi decenni, perché le sfide ambientali, sociali, economiche, senza una pubblica amministrazione, uno Stato snello, efficace e trasparente e veloce, non le vinci Grazie Sindaco, passo la parola al CEO di Isinnova, Cristian Fracassi, perché appunto vorrei continuare a parlare di questo caso a Montisola. Abbiamo parlato appunto di telemedicina, ma anche qui c'è anche il tema della mobilità. Come può un piccolo comune immerso appunto nell'acqua, circondato dall'acqua e non avendo tendenzialmente il problema del traffico, dov'è che si può intervenire in questa maniera per fare una transizione ecologica dal punto di vista dei trasporti? Certo. Mi faceva prima sorridere mentre il sindaco parlava, perché diceva il tema dei dati e del controllo dei dati. Proprio per lavorare sul primo punto, quello della telemedicina, abbiamo dovuto analizzare gli ultimi 3 anni di tutte le visite fatte dai montisolani, ovviamente con i dati rielaborati per non sapere le associazioni dei singoli cittadini, però ci abbiamo messo parecchio tempo per riuscire ad analizzare i dati, perché il dato viene fornito grezzo e quindi è ancora tutto da lavorare, quindi diverse settimane per 1600 abitanti. Se ci fosse un sistema più veloce, permetterebbe a chi vuole fare degli interventi di poter partire senza perdere così tanto tempo. Detto questo, Montisola in realtà dal punto di vista del traffico è messa molto bene. È un'isola molto piccola, sono pochissimi veicoli o meglio le macchine che sono sull'isola, sono meno di una decina, quindi sono i mezzi di soccorso dell'automedica, sono l'auto del sindaco, l'auto del prete, quindi fa sorridere perché non stiamo parlando ovviamente di città, ma di paese, di piccolo paese. Per lo più è girata da persone in bicicletta o da motorini, quindi la transizione verso tutto l'impatto sostenibile è molto semplice, molto non è vero, però è molto più semplice rispetto ad una città Certo, ci sono delle potenzialità, naturalmente c'è una condizione di partenza sicuramente interessante. Più agevolata, esatto, perché non è tra i primi punti di riferimento che noi abbiamo individuato, c'era piuttosto la capacità o il desiderio di volersi rendere autonomi dal punto di vista energetico. È comunque una montagna
in mezzo di un lago, a livello di onde non ne abbiamo, quindi non possiamo sfruttare il moto ondoso per produrre energia, però abbiamo tutta una facciata del monte che è esposto al sole. Oppure usare delle piattaforme galleggianti per produrre energia. O Esatto. ancora il traffico prodotto, l'unico traffico prodotto è generato dai traghetti che continuano a fare avanti e indietro, e quindi rendere elettrici in qualche modo più sostenibili questi traghetti. Visto che abbiamo ancora 5 minuti prima del termine della nostra puntata, ti chiedo, Christian, il tema dell'innovazione, no? Abbiamo sentito anche poco fa il sindaco di Mantova che richiedeva appunto, no? Bisogna puntare sulle competenze e poi bisogna in secondo campo anche non pagarle bene, no? E per essere competitivi su un mercato dove comunque le private sono molto più, diciamo, molto più veloci. Pensi che il tema dell'innovazione, come pensi debba essere trattato il tema dell'innovazione da qui in avanti? E non guardiamo soltanto all'immediato, al voto, ma l'innovazione pensi che debba essere trasversale, a prescindere dal futuro del nostro paese? Sì, io adoro l'innovazione che nasce dal basso, ovvero che parte da un problema. Ehm, io ho fatto un master in economia e ci è stato insegnato: quando hai un'idea, il primo step, ancora prima di iniziare a svilupparla, mettere in atto e quant'altro, capisci quanto è grande il mercato, capisci quanto puoi vendere quell'idea e quanto puoi guadagnare da quel progetto. Se il bilancio è positivo, allora parti, altrimenti non farlo. Quindi se immagini che siano più guadagni delle spese, allora muoviti, altrimenti no. Ecco, è un paradigma che a me sta un po' stretto. Se avessi dovuto fare questo bilancio col progetto della maschera, non sarei mai partito, non avrei mai aiutato. Era per me antieconomico farlo, ma non solo antieconomico, anche io ho messo in gioco la mia salute, quindi mi son mosso in decine di ospedali senza avere gli strumenti per potermi proteggere dal Covid. Ho prodotto un oggetto non. Ricordiamo tra l'altro che giravi nei primi mesi quando ancora non c'era il vaccino, quindi insomma c'è un tema anche. Esatto. Ho sviluppato un oggetto che è finito in un ospedale, ma non aveva certificazioni mediche, quindi rischiavo comunque di aver sviluppato qualcosa di non certificato, e ovviamente con le normative non ero del tutto compliance, anzi, quasi per nulla. Quindi son stati moltissimi i rischi. Ehm, Tuttavia io ho messo al primo posto la salute della persona, quindi i medici mi dicono: "Ti prego, aiutami perché mi mancano respiratori, non ho la questo qua domani non arriva domani se non respira. Aiutami a farlo respirare, non mi interessa se il prodotto non è certificato. Se non è perfetto, se non ha la geometria come piace a me, se non è del colore che serve, andiamo all'osso, andiamo a vedere che cosa serve per davvero e facciamolo." Poi la parte economica, secondo me viene da imprenditore. Ovviamente devo avere un occhio anche a riguardo economico, perché tutto deve essere in qualche modo sostenibile economicamente. Ma se lo metto come primo livello, molti progetti non partirebbero. Io lo metto al secondo, terzo, quarto posto l'aspetto economico. Primo mi chiedo: quello che sto facendo aiuta qualcuno o meno? Quanto lo aiuta? Se è eticamente e socialmente utile, allora parto, altrimenti faccio un passo indietro e prima valuto progetti più interessanti. Certo. L'innovazione secondo me quindi dovrebbe tenere molto in considerazione non solo l'aspetto economico, ma anche quello, l'impatto che può generare. Negli ultimi 2 minuti chiuderei con il sindaco Palazzi. Intanto grazie Cristian del tuo contributo e poi dopo appunto Grazie a voi. faremo un confronto finale per i saluti. Chiedo a lei, sindaco, abbiam parlato appunto adesso del ruolo dell'innovazione, no, e poco fa lo citava anche lei, il tema e l'esigenza di alleggerire e velocizzare. Noi con City Vision mettiamo sullo stesso piano amministrazioni, città e aziende, anche start-up. Dal vostro punto di vista, dal suo punto di vista, pensa che questa collaborazione dovrà per forza di cose crescere, se la PA vuole da una parte svecchiarsi dal punto di vista tecnologico, ma anche potenziarsi dal punto di vista delle competenze? Beh, per forza, perché tutto attorno a noi ormai parla linguaggi che non sono quelli che spesso parla la pubblica amministrazione, quindi se la pubblica amministrazione vuole mantenere, come deve essere, un ruolo in parte di stimolo anche agli investimenti privati, però diciamo,
di garanzia del bene comune, dell'utilità pubblica, se vuole essere interlocutore affidabile degli investitori, deve per forza di cose essere più moderna, più veloce e avere appunto competenze più formate sui campi su quali oggi avvengono i cambiamenti strategici delle città, dei territori urbani, del rapporto tra produzione e ambiente, della mobilità delle persone, della capacità di leggere di trasformazioni urbane, della capacità di pianificare anche le politiche di crescita. Quindi è evidente che c'è assolutamente bisogno. E d'altra parte però lo vediamo anche in concreto come non sia un tema di innovazione, ma certamente di regole, di sburocratizzazione, se pensiamo che giustamente tutti tendiamo e spingiamo perché nel nostro paese cresca ancora di più l'utilizzo delle rinnovabili, a maggior ragione in una fase di straordinaria emergenza sociale ormai, derivante del caro energia. Poi vediamo però, e vi invito a fare su questo una rapida ricerca, provate a vedere quanti sono sia pubbliche che private le pratiche ormai incagliate o bocciate dalle sovrintendenze in Italia sui pannelli fotovoltaici. È un po' complicato riuscire a fare una transizione, quindi per forza di cose noi abbiamo bisogno di uno Stato diverso e per forza di cose abbiamo bisogno anche di competenze più forti all'interno delle città. Ci sono città naturalmente che hanno costruito anche società nelle quali, che sono le grandi aree metropolitane, le città metropolitane, però l'Italia è fatta di tante piccole e medie città e se tu non riesci a essere in grado complessivamente di ammodernare il sistema, è evidente che poi rischi di avere sempre di più una difficoltà tra grandi centri urbani che ormai oggi sono vere e proprie, se penso a Milano, una sorta di città-stato, un attrattore formidabile, però tu hai bisogno in realtà di mantenere un contesto. Tutto il resto anche, certo, naturalmente tutto il resto. Non ha ricerca, non ha quegli investitori, non ha quel sistema universitario. Hai bisogno in realtà di connettere e questo lo fai solo se sei in grado anche di avere uno sguardo degli strumenti diversi di lavoro. Certo. Grazie mille Sindaco Mattia Palazzi, Sindaco di Mantova, per essere stato con noi, davvero molto interessanti contributi anche molto concreti, no? Che sono proprio nello stile di City Vision. Cerchiamo di raccontare le smart city, le città intelligenti, partendo da esempi pratici e non con visioni troppo a lungo termine. Ringrazio anche Cristian Fracassi, CEO di Isinnova, per essere stato qui con noi, davvero molto utile anche il tuo occhio su un caso concreto e che ci racconta proprio esattamente, come diceva il Sindaco, una città non grande ma che ci dà un assist per ragionare di un'Italia e di un'Italia diversa. Grazie a voi. Da parte mia tutto, grazie mille. Vi do appuntamento a questo punto al 25 ottobre a Padova con la seconda edizione degli Stati Generali delle Città Intelligenti, un appuntamento che naturalmente vuole essere di incontro, di networking tra assessori, sindaci, rappresentanti della PA, imprenditori come appunto anche Cristian Fracassi, start-up, grandi aziende, per ragionare delle città intelligenti. Grazie ancora e a presto. A presto.